Buon pomeriggio a tutti amici di Sportisili e benvenuti alla sfida che apre il campionato di eccellenza sia per il Bagheria Città delle Ville sia per l'Accademia Trapani. Un saluto qui da Gabriele Rispetta con Scalisi che ha tanto spazio, può andare il numero 8 allora. Ancora Scalisi si propone in velocità Girgenti, è buona idea, Girgenti la tocca Mistretta in qualche modo, è arrivato poi come un treno, Centonze. La manovra qui al Bagheria, era buona idea per Giglio, ancora una volta davanti alla porta Giglio, fermato da Mistretta ma era tutto fermo. Girgenti riprende palla, poi Ordonez, ancora una volta Giglio può giocare, lo scambio con il numero 9 che non è preciso, c'è comunque Girgenti che arriva sul pallone, è in aria il 10, pallone al centro, a cercare un'altra volta l'inserimento di Caracappa. L'Accademia ci prova adesso ancora con Genna, cross che arriva al centro dove stacca più in alto di tutti, Buongiorno, il numero 11 continua ad avere il pallone col sinistro, a girare, la prende Girgenti, era tutto non buono per due. Giglio parte per l'incontro per il Bagheria, sempre con la corsa di Girgenti, adesso traslocato a destra, pallone che arriva al centro, la tocca la man, un'altra volta lui per rilanciare un'altra volta avanti, forse con il braccio prende il pallone Pizzo che prova ad andarsene. Buongiorno, ottimo controllo, ancora Buongiorno, è arrivato il gol dell'Accademia, il primo gol, ma è tutto fermo, è alta la mano, è alto il braccio del signor Vivacqua, è fuori gioco. Va dalle parti di Giglio che può insistere, ancora Giglio. Scalisi è in aria, può fare quello che vuole, arriva dove c'è Girgenti che però colpisce male. Occhio al rilancio a cercare Caracappa con la testa, fa la sponda per Girgenti, tutto buono, Girgenti anzi no. Ordonez può controllare, lo fa col petto, è solo lì, largo a sinistra, prova a centrarsi col destro, trova Giglio che se ne va, grande giocata, ancora Giglio per Girgenti, il gol del Bagheria, è arrivato il primo squillo dei bianchi, Giglio altruista. E c'è la rete di Caracappa, un guizzo come uno di quelli di Secan che soccorre in contropiede, Secan! Tanto il suo riferimento qua proprio Giglio, imbeccato da Caracappa, sempre loro due ad essere pericolosi, entra in aria il numero 11, Giglio ancora si accentra, va col sinistro, ma riprende palla invece Petrullo, ancora a cercare Giglio, la sterzata del numero 11, Giglio ancora aspetta il momento giusto di far partire il sinistro, lo fa partire ora. Non benissimo, Ballariano prova subito il triangolo, il pallone arriva in qualche modo, ma come si fa? a Famà che davanti alla porta sbaglia un gol già fatto. Scambio adesso a favorire sempre Giglio che entra in area di rigore, ancora Giglio, forse colpito, Giglio, Mistretta, chiude il palo alla sua sinistra, grande parata, pallone che arriva teso al centro, Petrullo destro, macchiato da qualche deviazione e soprattutto una cattiva esecuzione, prova adesso Girgenti, addirittura la man con la testa smorza questo pallone che arriva alle parti di Mistretta, subito alle parti di Giglio che può mettere in corsa Famà, l'idea non è male, Famà traversa piena, si distende il Bagheria, il 33 prova il destro, Mistretta stavolta può intervenire, qua ancora Secan, 1 contro 1, Secan ha provato il destro da fuori, non c'è più niente da pensare, c'è solo da agire, pallone al centro, rimane lì, esce Cannizzaro, anticipato anche da Scalisi, ma non si gioca più, finisce qui, il Bagheria ottiene i primi punti di una stagione importante, la stagione in ritorno in eccellenza che non poteva essere più dolce di così, 1-0 ai danni dell'Accademia Trapani.